Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il naufragio di Marinella di Selinunte, proseguono le ricerche in mare di eventuali superstiti dopo i 5 cadaveri recuperati ieri. La procura di Marsala apre un'inchiesta. Catania e Palermo nella top 30 delle città turistiche più gettonate, numeri in aumento per questo ponte di Ognissanti che continua ad essere baciato dal sole. Per Federalberghi però la Sicilia può fare molto di più. Torna a Catania il tradizionale appuntamento con la Fiera dei Morti, allestita fino al 5 novembre nel parcheggio scambiatore di Fontana Rossa. Tanti catanesi a caccia del regalo per i più piccini. PNRR, i finanziamenti per i comuni non sono a rischio, assicurano i rappresentanti del Ministero. Per Catania sfuma la possibilità di nuove assunzioni, ma si va avanti con i progetti per riqualificare le periferie. Calcio, il Catania sconfitto in casa 2-0 dall'Avellina, non c'entra l'occasione di riscatto della squadra. L'allenatore Tabiani traballa e dice: darò il massimo finché ci sono. Il Messina pareggia con il Crotone, regala emozioni ai tifosi. Sconfitta interna per il Palermo che al Barbera cade 2-1 per mano del Lecco. Dunque continuano le ricerche di altre vittime del naufragio avvenuto ieri, 5 le salme che sono state trasportate dalla corrente sulla spiaggia di Marinella di Selinunte. La procura di Marsala ha aperto un'inchiesta. Laura Spanò. La procura di Marsala ha aperto un'indagine sul naufragio di migranti avvenuto nel mare antistante Marinella di Selinunte a Castelvetrano. Al momento 5 le vittime recuperate. Ieri all'obitorio dell'ospedale di Castelvetrano c'è stata l'ispezione cadaverica effettuata dal medico legale Tommaso Lipari. Sono in corso accertamenti per chiarire l'esatta dinamica della navigazione dell'unità navale utilizzata dai migranti prima di incagliarsi. La polizia scientifica ha effettuato rilievi a bordo dell'imbarcazione, un vecchio peschereccio che pare trasportasse una sessantina di persone partite da Madia in Tunisia giovedì alle 4 di mattina, e tra il materiale sequestrato anche il timone del natante. Si cercano impronte per arrivare a scoprire gli scafisti. Le attività di indagine sono state affidate alla squadra mobile e ai carabinieri. Intanto stamane all'alba nello specchio di mare dove è avvenuto il naufragio sono riprese le attività di ricerca a cui partecipano, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Mazara, unità navali della Finanza, un elicottero dell'Aeronautica Militare della Guardia Costiera e il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Al momento le ricerche in mare però hanno dato esito negativo. Le forze di polizia sono impegnate anche sulla terraferma alla ricerca di possibili altri superstiti. Il natante infatti si è arenato presso la foce del fiume Belice. Sono 35 cittadini tunisini, tutti maschi, al momento rintracciati dalle forze di polizia. Ieri però altri 4 morti erano stati trovati dai soccorritori su un gommone intercettato al largo delle coste libiche partito poco prima da Zuara. I 48 migranti sopravvissuti al naufragio, tratti in salvo dalla SIA AI-4 dopo la segnalazione di Alarm Phone, sono stati dirottati verso Vibo Valencia in Calabria. La nave era intervenuta sul posto, ma la Guardia Costiera libica, racconta il portavoce dell'organizzazione, aveva dato loro istruzioni via radio di allontanarsi dalla scena, altrimenti li avrebbero attaccati. I profughi, provenienti da diversi paesi dell'Africa subsahariana, hanno detto di avere pagato 2.000 euro a testa agli scafisti per potersi garantire il viaggio. In base ai dati forniti dal Viminale, dal 1 gennaio 2023 al 27 ottobre scorso sono stati 142.384 i migranti sbarcati sulle coste italiane e 15.005 fino al 23 ottobre scorso i minori stranieri non accompagnati che sono stati accolti nelle strutture appositamente create. Abbiamo pagato 9.000 dinari per questa traversata e abbiamo navigato per 3 giorni. Il mare ci faceva paura, poi giunti vicino alla costa la barca si è inclinata su un fianco e ci hanno detto di scendere. Così ci siamo buttati in acqua, chi sapeva nuotare ha raggiunto la costa, altri non ce l'hanno fatta. È il racconto di uno dei sopravvissuti al naufragio, un ragazzo di 16 anni. E continua: a bordo eravamo in 60, non abbiamo mangiato né bevuto, nessuno ci ha picchiato, non abbiamo dormito per 2 notti.
Incidente mortale sulla strada che collega Palazzola a Noto nel Siracusano. A perdere la vita un centauro di Avola che è finito con la sua moto contro un muretto. La vittima aveva 76 anni. Catania e Palermo sono nella top 30 delle città turistiche più gettonate, numeri in aumento per questo Ponte dei Morti che continua ad essere baciato dal sole. Per Federalberghi però la Sicilia può fare molto di più. Francesco Aloi. Calabresi, era da tempo che non venivamo in Sicilia. Adesso siamo fissi a Siracusa, poi andremo a Noto, probabilmente a Modica, Ragusa, vediamo un po'. Il lungo ponte di Ognissanti è arrivato. Chi può lo trascorre in vacanza. Anche quest'anno la Sicilia si conferma tra le regioni più gettonate. È varia, no? Dal mare, i monti, la storia, l'archeologia. Com'è la Sicilia? Bella, accogliente. Saporita. Per il portale Olidù, Palermo e Catania sono tra le 30 città italiane preferite per questo ponte, ma i turisti ci sono anche a Siracusa, Taormina o Agrigento. Numeri positivi per le strutture alberghiere. A Palermo il 90% delle camere è occupato, dato ben al di sopra della media regionale che supera di poco il 60%. È un dato importante anche dal punto di vista del soggiorno mediamente più lungo, anche frutto di un ponte molto lungo. Mentre nel resto d'Italia si fanno i conti con il maltempo, il sole della Sicilia fa gustare la primavera. Con il turismo a respirare non sono solo gli hotel, ma tutto il comparto, dai negozi di souvenir ai ristoranti. Abbiamo registrato sia per le attività commerciali che per i pubblici esercizi un aumento totale pari quasi al 25% rispetto all'anno scorso di affluenza. Per Federalberghi però i numeri della Sicilia non soddisfano. Il potenziale dell'isola è molto alto e bisogna incentivare sempre più il turismo. Buone presenze nazionali e soprattutto internazionali, anche se il rendiconto dell'anno fondamentalmente sarà quello per una Sicilia dai numeri in crescita, ma ancora molto lontana da altre destinazioni che certamente fanno dei numeri più importanti. Intanto, tra la storia, il clima e le tradizioni, siciliani e turisti vivono così questi giorni di ponte. Io dico ai miei corregionali di visitare prima la Sicilia. E di questo ponte fa parte anche la tradizionale Fiera dei Morti che ha aperto i battenti a Catania nel parcheggio scambiatore Fontanarossa, un appuntamento immancabile per grandi e piccini. Simona Mazzone. Un appuntamento irrinunciabile per i catanesi e non solo, che aspettano ogni anno la tradizionale Fiera dei Morti. Già operativa è stata allestita nel parcheggio scambiatore Fontanarossa della MTS e resterà visitabile fino al 5 novembre. 150 stand con operatori provenienti da tutta la Sicilia ma anche da oltre lo stretto. Qui si trova un po' di tutto, da casalinghi, giocattoli, scarpe, abbigliamento e prodotti artigianali. Cosa ha comprato a suo figlio? Lui è sempre pistole, mitra, sempre con queste cose. Ormai ogni volta per la Fiera dei Morti è classica questa cosa dei regali. Si vende oggi? Sì, oggi sì che si vende, abbastanza bene oggi. È conveniente comprare qui? Sì, certo, come no. Una si fa una passeggiata nel frattempo e fa un po' di compere. Ancora si vende sul posto, non online? No, si vende sul posto, le persone vogliono rimenare come chiamiamo noi. Cosa avete comprato? Avete tanti sacchetti? Noi abbiamo comprato per i nipotini, qualcosa per Natale, qualche addobbo natalizio, queste cose. Andiamo alla grande, dai. Si vende? Sì, dai, è cominciata la mattinata in ottima maniera. Non mancano stand tutti dedicati al Natale, uno spazio per i giochi dei bambini e un'ampia area food per le degustazioni di prodotti tipici. Cosa sta preparando? Panini con porchetta di Ariccia. Proviamolo, vediamo come sa, se non si prova non si sa. Se ci difendiamo, se non la crispella, vendiamo quello con miele, vendiamo spincioni, ci difendiamo. Buona. Si può mangiare, buono, consigliabile. La Fiera dei Morti rimarrà aperta nei giorni festivi e prefestivi dalle 9 a mezzanotte e nei giorni feriali dalle 9 alle 22:30. Pubblico, venite a cattare! Topi
Colpi in ospedale nel reparto di rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria nel Ragusano. Il reparto è stato chiuso e i pazienti trasferiti in altri reparti. La presenza del roditore è stata accertata nell'ala vecchia al secondo piano dell'ospedale. La direzione ha già provveduto a predisporre un servizio di derattizzazione che richiederà qualche giorno di lavoro. Alle ciminiere di Catania si è discusso di PNRR. I finanziamenti per i comuni non sono a rischio, hanno assicurato i rappresentanti del Ministero. Per Catania però sfuma la possibilità di nuove assunzioni, ma si va avanti con i progetti per riqualificare le periferie. Ci dice tutto Francesco Triolo. In Ucraina, Sino al 31 maggio 2023 sono stati assegnati al sistema dei comuni circa 36 miliardi di euro, il 91% della dotazione finanziaria prevista dal PNRR. È la cifra diffusa ieri dal vice capo di gabinetto del ministro per gli affari europei e per il Sud Manfredi De Leo, partecipando alle ciminiere al convegno I comuni come leva di sviluppo attraverso il PNRR. L'occasione per fare il punto soprattutto sull'azione dei comuni, anche quelli in difficoltà finanziaria o in dissesto come quello di Catania, che hanno assicurato dal Ministero non perderanno un euro di finanziamento e saranno garantite le anticipazioni previste, che possono inoltre arrivare al 30% del costo dell'opera proprio per evitare il rischio di crisi di liquidità da parte dei soggetti attuatori. Il ruolo dei comuni è strategico nel PNRR perché sono loro la parte più attiva, loro hanno la magna parte e quindi assieme allo Stato il PNRR viene distribuito da un lato dagli enti locali, dall'altro lato verrà gestito dallo Stato con le aziende di Stato, faccio riferimento ad esempio a RFI. La Regione invece ha un ruolo, se vogliamo, di monitoraggio assieme al Ministero. In Sicilia i finanziamenti previsti per il PNRR riguardano il settore della sanità, dove ci sono oltre 700 progetti, l'edilizia residenziale pubblica con 233 milioni di euro, con fondi tutti già avviati con i comuni degli ACP siciliane. Ma le difficoltà dei comuni sono state evidenziate dal sindaco di Catania, Enrico Trantino. Mi sarei atteso che ci consentissero anche di assumere un po' di personale e nello stesso tempo di destinare soldi alle spese correnti, visto che un comune come Catania è fortemente penalizzato per la condizione del bilancio. Questo non è potuto essere, però cerchiamo di fare di necessità virtù e cercheremo di essere più bravi noi. Trantino ha parlato anche dei progetti che riguardano la città etnea, a cominciare dai piani integrati urbani del PNRR. I piani integrati sono certamente un'occasione importantissima di ricucitura di margini urbani, perché così abbiamo chiamato l'intera progettazione, che ci permette con un intervento di 72 milioni di riqualificare molte aree del Librino e del vecchio San Berillo, dando anche il volano perché ripartono le opere tanto dei privati sui propri beni dello stesso San Berillo, quanto speriamo di incoraggiare i privati che devono realizzare Corso Martiri della Libertà finalmente a chiudere questa ferita. Opere di riqualificazione che consentiranno di limitare le condizioni di degrado che molto spesso hanno fatto sentire i cittadini dei quartieri separati dal resto del tessuto urbano e che il Comune di Catania auspica rimangano dentro il PNRR per realizzarli entro il 2026. Grazie Sindaco. Proseguono a Catania i controlli della Movida nel centro storico. Complessivamente sono state controllate 112 persone e 42 veicoli. Molti motociclisti erano privi di assicurazione o del casco di protezione. Fra i locali 5 occupavano abusivamente il suolo pubblico. I controlli hanno riguardato anche via Etnea e la Villa Bellini per contrastare i fenomeni del bullismo e degli atti vandalici da parte delle baby gang. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa, torniamo dopo con altre notizie. Per scongiurare una nuova emergenza rifiuti a Palermo, il sindaco ha firmato un'ordinanza che autorizza la discarica di Bellolampo a funzionare al di fuori delle procedure normali. Maglio Viola. E di nuovo emergenza rifiuti a Palermo e in buona parte della Sicilia occidentale. La discarica di Bellolampo, l'unica pubblica nell'isola, non è in grado di trattare in via ordinaria la gran mole di rifiuti che arriva ogni giorno e il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, è stato costretto ieri sera a firmare d'urgenza una nuova ordinanza che prevede speciali forme di gestione presso il polo impiantistico, ovvero la prosecuzione tra l'altro dell'utilizzo di mezzi mobili di tritovagliatura. La precedente ordinanza emergenziale varata a luglio scorso è infatti scaduta 2 giorni fa. La premessa
è che la Regione non ha ancora consegnato la settima vasca della discarica e neppure quello stralcio della stessa settima vasca che doveva essere pronto a luglio scorso. La consegna era stata rinviata a ottobre, ma anche questo appuntamento non è stato rispettato. Sono in corso ancora le procedure di collaudo. A Bellolampo dall'inizio di luglio si stanno effettuando interventi di ammodernamento del TMB, ovvero l'impianto di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti, in grado di trattare 750 tonnellate al giorno delle 850 che arrivano quotidianamente in discarica. Un contesto di gestione così precario che la RAP già nel giugno scorso ha avviato rapporti con altri impianti siciliani che potrebbero accogliere l'indifferenziata prodotta nel capoluogo. Ecco perché il sindaco si è già trovato costretto a ordinare l'utilizzo di non ordinarie forme di gestione dei rifiuti. È stata la stessa RAP a chiedere mercoledì scorso che la Galla intervenisse con una nuova ordinanza per evitare pericoli per l'igiene pubblica e scongiurare l'emergenza ambientale. La gestione dunque procede sul filo di lana in un territorio di confine fra l'emergenza e il danno ambientale, una sottile linea grigia piena di rischi di ogni tipo e natura. Ricompare Gianfranco Miccichè sulla scena politica siciliana, l'ex presidente dell'Ars, in prima fila alla convention del Movimento per l'Autonomia, in realtà pensa a dar vita ad un suo movimento. Sale la tensione dentro la maggioranza che sostiene il governo della regione, una tensione frutto di tanti piccoli scontri sopiti ma anche di nomine rinviate e di norme che non procedono come dovrebbero. A lanciare il suo sussulto autonomista è l'ex presidente della regione Raffaele Lombardo, per il quale la Sicilia deve ritrovare la sua identità autonomista che rischia di perdere. Qui si fa soltanto quello che vuole Roma, avrebbe detto ieri nel corso dell'assise del Movimento per l'Autonomia, tenuta a Palermo per tirare le fila e avviare il percorso che porterà da qui a giugno alle elezioni europee. Rinvigorito dal rinnovato accordo con la Lega, Lombardo manda a dire al governatore Renato Schifani di non essere un nemico, ma serve più autonomia, un concetto ribadito anche dalla stessa Lega, che attraverso il suo commissario Annalisa Tardino invita a maggiore coraggio per la riforma della sanità, per la scelta dei manager, per le norme su edilizia e sanatoria. E l'assise degli autonomisti serve anche a riportare sulla scena Gianfranco Miccichè, invitato da Lombardo e presentatosi all'incontro. Non aderirò mai ad un partito autonomista, dice l'ex presidente dell'Ars, spegnendo le voci di chi lo voleva reclutato da Lombardo, ma la tradizionale pulce in testa all'ex coordinatore azzurro è stata messa, tanto che adesso starebbe valutando di dar vita a un suo movimento, un po' come fece nel 2011 con Grande Sud, un pensiero che si fa strada dopo le tensioni dentro Forza Italia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, tra poco. Ed eccoci allo sport, il Catania sconfitto al Massimino 2-0 dall'Avellino, una sconfitta che brucia e che delude molto i tifosi. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo dall'allenatore Tabbiani, sul cui futuro adesso c'è più di un'incognita. Ascoltiamolo. È un pubblico di livello diverso rispetto alla categoria e rispetto a quello che noi stiamo ottenendo come punti. Fino all'ultimo minuto ci hanno sostenuto e questo è apprezzabile. È normale che alla fine siano molto arrabbiati. È anche vero che questi posti così caldi possono anche capire che in questo momento siamo uomini e persone e siamo magari un po' in difficoltà e bisognerebbe darci un attimino di tranquillità, non parlo solo, parlo anche durante la settimana a livello stampa, e farci un po' ricompattare, cercare di sentirsi tutti per il Catania, perché obiettivamente in questo momento un po' di difficoltà le abbiamo, è inutile starlo a negare, e c'è bisogno un po' di tutte le persone che ci possano dare una mano. Noi siamo uomini, viviamo di emozioni, di sentimenti, e in questo momento è chiaro che abbiamo un po' il morale sotto i tacchi e sarebbe bello e importante sentire ancora di più la vicinanza nei momenti di difficoltà, per poi magari gioire nel breve tempo, nel lungo tempo tutti insieme. Io finché sono l'allenatore del Catania cercherò di lavorare con i ragazzi, ho avuto delle risposte umane e morali dai ragazzi importanti e vado avanti. Se la società dovesse prendere altre decisioni, io sono consapevole di non aver raggiunto per ora ad oggi i risultati del Catania, ma anche consapevole di aver cercato di lavorare al massimo delle mie possibilità. Pareggio e tante emozioni all'Ezio Scida tra Messina e Crotone, risultato finale 3-3, ha premiato la squadra di Modica che ha disputato una buona gara. Sergio Colosi.
La rivoluzione di Giacomo Modica porta in dote un punto in attesa e meritato da Crotone. Il resto lo fa la superficialità di Lamberto Zauli, che nei cambi rosso-blu pecca di eccessiva presunzione. Il 3-3 dell'Ezio Scide è figlio di una partita dagli errori infiniti, con difese a dir poco allegre. Nel Messina 7 novità rispetto alla gara contro il Brindisi. Lì aggiunta Scafetta, Polito, Buffa, Luciani e Pacciardi. Turnover più che robusto e subito premiato all'8° minuto dal vantaggio di giunta. Il Crotone parte con le marce ridotte, impiega buona parte del primo tempo per carburare, ma nel finale prima pareggia al minuto 39 con Tumminello, il cui tapin è vincente sulla respinta di Fumagalli su conclusione di Dursi, che in precedenza aveva già colpito una traversa, e al 46esimo sorpassa i giallorossi con un colpo di testa di Gomez su angolo di Petriccione. Il riposo fa bene al Messina, che torna in campo con la novità in Mausso e al quinto raggiunge la nuova parità con una deviazione sotto porta di Luciani su cross di Scafetta. Al 12° Crotone è ancora avanti. Il 3-2 è firmato da Tumminello, smarcato da Tribuzzi e autore di una doppietta. A quel punto Modica e Zauli cambiano la storia di una gara che sembrava già segnata. Zauli fa rifiatare nello spazio di 10 minuti i due attaccanti Tumminello e Gomez, Tribuzzi e il capitano Gigliotti, un bell'assist per Modica, che ringrazia e mette 3 centrocampisti titolari, Franco, Frisen e Firenze. Quest'ultimo da calcio piazzato confeziona il 3-3 per il destro vincente di Polito. Nel finale Zunno si divora il nuovo sorpasso e Fumagalli riscatta su Vutai, un pomeriggio da dolori di testa per il suo reparto arretrato. Sconfitta interna per il Palermo, che al Barbera cade 2-1 per mano del Lecco. Rosanero sotto già nel primo tempo per 0-2, a segno per i Lombardi Crociata e Sersanti. Nel finale arriva invece il gol di Brunori sul rigore, che però non cambia l'esito finale. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, a tutti una buona serata.